Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata La Sciantosa con Serena Autieri di Vincenzo Incenso, regia di Gino Landi. Serena Autieri parte in tour con il suo One Woman Show, La Sciantosa ho scelto un nome eccentrico. Ho voluto rileggere in chiave nuova ed attuale il Café Chantant racconta Serena, con un lavoro di ricerca e rivalutazione nel repertorio dei primi del Novecento. Da brani più conosciuti e coinvolgenti, quali A Tazza e Caffè, Come facete Mammeta, fino a perle nascoste come Serenata napolitana e Chiove. Ascoltiamo l'intervista con Serena Autieri. Serena Autieri, uno spettacolo scritto appositamente per lei, ma questa Sciantosa com'è, il personaggio della Sciantosa? Allora, è uno spettacolo che è stato scritto da Vincenzo Incenso per la regia di Gino Landi, è uno spettacolo che aspettavo da tempo, perché è un one woman show, quindi sono da sola per un'ora e 40 in scena con 5 musicisti straordinari, un ballerino e poi il grande pubblico, perché devo dire che questo è uno spettacolo che mi sta dando delle soddisfazioni incredibili e ogni sera è grande successo di pubblico, repliche che aumentano, quindi doppi spettacoli anche la domenica, non solo il sabato, e quindi sono felice. La storia di Elvira Donnarumma, che è una delle chantose rappresentative dei primi 20 anni del Novecento, e quindi attraverso la vita di questa donna, una chantosa atipica, racconto appunto la vita di queste chantose e le canzoni meravigliose che hanno scritto i più grandi autori napoletani di fine Ottocento, inizi Novecento, quindi Gambardella, Tagliaferri, Di Giacomo, e quindi è un viaggio nella Napoli di quei tempi, nella musica meravigliosa napoletana senza tempo, ma in chiave moderna, rivisitata e con grande ritmo, con grandi anche risate. La Sciantosa, tra una rima recitata e una lacrima, Serena riporta al pubblico quelle radici melodiche ottocentesche e quei profumi arabi, saraceni, americani che Napoli ha restituito al mondo nella sua inconfondibile cifra. Ho voluto fortemente mantenere il clima provocatorio e sensuale di quel caffè e ricreare in teatro quel rapporto senza rete con il pubblico, improvvisando, battibeccando, fino a coinvolgerlo spudoratamente nella mossa, asso nella manica di tutte le Sciantose. Nasce così ogni sera uno spettacolo nuovo, ma la storia della Sciantosa è una storia che non finirà mai. Il pubblico è protagonista, perché a un certo punto le chantose erano vere e proprie animatrici, quindi a un certo punto vado in mezzo a loro, anzi Elvira Donnarumma va in mezzo al pubblico e poi insomma ogni sera si improvvisa e si gioca con loro e questo fa sì che la gente si diverte e passa un'ora e 40 spensierata, ma anche ricordando i tempi che furono, cioè dove veramente è nato il varietà, è nato a quei tempi, quindi il varietà non è sempre con noi, non muore, non è morto, anzi è il pubblico che mi dimostra ogni sera che è numerosissimo e che ha voglia di vedere quello, che ha voglia di vedere i numeri di ballo, di canto e di recitazione. Ma come si fa? Come fa una napoletana verace come te a cantare, ballare, recitare? Accidenti, qual è il segreto? Ma non lo so, sicuramente il merito è del mio grande maestro Gino Landi, perché veramente è un uomo straordinario, un grandissimo maestro,
e quindi poter avere uno spettacolo cucito addosso da uno che ha veramente vissuto quegli anni e in qualche modo formato tutte le vere showgirl che negli anni si sono susseguite, quindi dalla Carrà, la Cuccarini, la Eter Parisi, insomma anche Loretta Goggi, quindi per me Monica Vitti, insomma per me è stato, come dire, un grande sogno che si è avverato. Incontrare la Chanteuse e il suo nome eccentrico vuol dire aprire un baule magico con un immenso tesoro dentro. Vuol dire tuffarsi anima e corpo nell'oceano della tradizione classica e allo stesso tempo abbracciare le radici della modernità. A tazze e caffè, come facette mammeta, iti vorrieva sa, sono testimoni di un mondo e di un'epoca da proteggere, di un tempo e di uno spazio in cui germogliano i principi della cultura dello spettacolo che verrà. Serena Autieri entra a schiaffo con i panni di Pulcinella nei luoghi e nei codici del caffè concerto e del varietà ed è subito Napoli, arte di arrangiarsi, gioia e disperazione, mare romantico e vulcano incandescente. E guerra, colera, miseria, ma è anche resurrezione, sorriso e amore. Buongiorno signor impresario, buongiorno, tocca a me. Mi chiamo Ruby e sono maggiorenne, Che la mamma dice che io tengo i numeri. Ma vi faccio sentire sti numeri. Maestro? La passione del teatro mi è venuta da bambina. Io giocavo e canticchiavo, ero tanto birichina. E mamma, mezzo soprano, leggerino, anziché no, mi imparava a gorgheggiare. Sì, la do, la do, la do. Tutto m'ha imparata mamma. E tutto m'ha imparata mamma. Tutto m'ha imparata mamma. E dal gorgheggio al sovracuto e fino a Molo devo dire il mio canto è assai piaciuto. Lei mi dice devi aprire, apri, apri, che se non apri figlia mia. Sono curiosa, voglio sapere qual è il numero che preferisci di tutto questo spettacolo. Ovviamente Ninì Tirabusciò è la mossa perché veramente è un momento divertente, esilarante, è un momento di grande varietà, di grande momento brillante, divertente, dove si capisce il divertimento ma anche il dramma di queste donne, quello che veramente c'era dietro la vita di queste donne che erano in qualche modo amate ma anche tra virgolette sfruttate da questi uomini che non sempre volevano il meglio da loro. Oh
Poi via la maschera ed incanto Napoli e femmina, una mossa, una rima recitata, una lacrima ed ecco le radici poetiche, melodiche, ottocentesche. Il pretesto dello spettacolo è la prima grande protagonista di quel mondo, Elvira Donnarumma, a capiniera napoletana, colei che sovvertì le regole dell'apparire, bastina, tarchiata, ma con una voce che toccava le corde dell'anima, colei che raccolse i fiori sul palco di Eleonora Duse e Matilde Serao, che rifiutò per spirito patriottico il contratto in Germania, che sfidò la sua malattia ogni sera fino alla morte pur di non abbandonare il pubblico. Lei che, avvolta dalla bandiera italiana in precario equilibrio e con gli occhi pieni di lacrime, cantò addio davanti a tutta Napoli che l'acclamava. Ce lo dai al volo un consiglio per i giovani che oggi vogliono intraprendere questa carriera? Tu ce l'hai fatta, ma tutti i giovani che sono in TV oggi di solito non sanno fare nulla, cioè reality show, come si può diventare professionista sulla scena? Guarda, io per esempio anche ieri ho visto la grande Raffaella, un pezzetto di Forte Forte Forte, devo dire che lei è una grande maestra, quindi come fanno loro, cioè vogliono grandi talenti, bisogna studiare, bisogna prepararsi, bisogna essere completi, avere tante frecce nel proprio arco, quindi studiare per ballare, per cantare, per recitare, ma studiare, sempre studiare. Io non so se sono arrivata, anzi per niente, credo che questo sia il mio inizio, un buon inizio, ma è il mio inizio, ma sicuramente è un mondo e non finisce mai, il perfezionamento, la tecnica e poi insomma anche il talento ovviamente soprattutto. Grazie per essere stata con noi, un saluto al pubblico di Dietro le Quinte da parte di Serena Autieri. Ciao! E adesso è Weekend al cinema. Ne ho regalate 3 a uomini figli di immigrati. Ciao. Una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice alleva 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura, ma il destino li mette a dura prova non una ma ben 4 volte. Ho la pelle d'oca. Stavo pensando alla figlia più piccola. Una commedia contemporanea sul confronto etnico, film piacevole con una trama che regala al pubblico una serie di gag e battute esilaranti, capace di far ridere e riflettere. Chi è l'autista? Tesoro? Che l'hai detto che... E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.